Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, che è chiamare entità sbagliate, e subito parto con l'invito a iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Face e chiaramente anche in Telegram, dove sapete che ormai è lunedì sera alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e sono già più o meno 160 iscritti. Bene cari amici, parliamo un po' di questa corrente di nuovi canalizzatori, di angeli di luce, di entità spirituali che vanno a trovare le persone. Parliamo un po' invece di questa corrente nuova che ultimamente, negli ultimi 50 anni, prima era detenuta dai medium, poi si è evoluta con i social. Praticamente c'è stato un boom di canalizzatori che vedono o sentono delle entità angeliche, soprattutto bianche, o non ho mai sentito nessuno che parlasse di entità negative sui social, sempre di cose nettamente bianche, insomma i prescelti, cioè il Padre Eterno stava aspettando loro che si incarnassero per poter canalizzare. Invece quelli che muoiono in Siria, in Libia, in Pakistan, sotto le bombe e torture, roba del genere, loro i canalizzatori, cioè gli angeli di luce, non ce li hanno. E già questo dovrebbe fare rizzare un po' le orecchie le persone. Poi una forte aiuto lo dà anche sui social molti predicatori di formule un pochettino così, dici 3 parole e via, ti succede il miracolo. E a un certo punto, quando uno comincia a studiare invece realmente la vera magia, le vere conoscenze esoteriche, si rende conto che insomma bisogna sputare sangue per riuscire solamente a incominciare a vedere qualcosina, ma ci vogliono anni, anni e ancora anni, e vite, vite e vite per poter incominciare a capire certe cose. La prima cosa è che quando noi facciamo un rito operativo di alta magia, non è che l'entità scende nel nostro piano vibrazionale, ma esattamente l'opposto. Siamo noi che rendiamo il nostro tempio vibrazionale alto, e quindi praticamente più noi rendiamo il nostro tempio spirituale alto, più riusciamo a sedere i gradini. In un certo senso è come se noi avessimo, per darvi un'idea concreta così che la gente riesce bene a capire cosa voglio dire, ipotizziamo che una entità altissima vibrazionale, di quelle luminose che questi dei New Ageani dicono che dovrebbe in un certo senso toccarli, andare a parlare. Ecco, immaginiamo una situazione così, che c'è una margherita per terra, no? E il verme che c'è dentro stia aspettando l'entità spirituale. È chiaro che l'entità spirituale non scende nella margherita a sporcarsi, aspetta che il verme pulisca tutto, esca dalla margherita e sia ben pulito, per fare in modo che l'entità spirituale possa essere al suo stesso livello. Invece con questo tipo di New Age galleggiante nei vari social, la gente pensa che queste entità scendano fino alla margherita, si sporcano bene e restano intrappolate dentro lì. Cioè, il concetto è molto semplice, non è l'alto che scende, ma il basso che sale. Infatti l'albero sefirotico parte dal presupposto che il cabalista sale, e non è che scende l'entità nel Malkut, ma è proprio esattamente l'opposto. È il cabalista che, modificando con gli studi, con la ricerca, il suo stato spirituale, sale 125 gradini. Allora il punto di domanda si deve fare: ma chi è allora quella entità luminosa che io incontro scusate, alla sera, quando mi viene a parlare solamente a me e non ai bambini siriani che stanno saltando in aria per la guerra, o i pakistani o indiani o i libici? Ma chi è questa entità? Beh, se voi avete a casa un tempio spirituale così vibrazionalmente alto, sicuramente era voi. Però immaginatevi, ecco, questa scena, no? Un predicatore è in un posto dove ci sono 100-200 persone, o è in una chat dove ci sono 100-200 persone, e comincia a canalizzare. Allora, le vibrazioni delle altre 100-200 persone non è che saranno tutti dei stinchi di santo, e quindi
dovete capire che questa entità che scende sicuramente capite che si inquina se viene toccata da questi 200-300 persone che magari non sono proprio stinchi di santo, ammettendo sempre che voi o quello che canalizza è un stinco di santo. Quindi la domanda è: ma se non è altissimo, che cos'è? Sicuramente è uno della stessa vibrazione, se non più basso, che riesce a salire alla vostra vibrazione. Quindi quando sentite queste persone che hanno questi contatti notturni o canalizzano o vedono angeli o vedono extraterrestri o angeli colorati, ricordatevi sempre che se non avete un tempio sia dentro di voi che all'esterno, perché Salomone, per poter predicare, che lui usava sia la nera che la bianca di vibrazione, poter praticare le varie operazioni di alta magia operativa, si faceva in 4 per riuscire a farlo. Il Tempio Santissimo addirittura si attivava addirittura una volta all'anno. Quindi, cari amici, quando sentite questi trombettieri o diciamo così, non diciamo ottimisti, ma diciamo pifferai magici che vanno a dire che loro hanno le canalizzazioni angeli di luce, dovete sempre pensare che quando un'entità scende, non è mai un'entità bianca, perché nella realtà non è lui che scende, ma è l'operatore esoterico che sale, e per salire bisogna in un certo senso operare. In un'intervista Maiorca, il grandissimo esoterista, lo dice: può succedere un colpo di fortuna, ma se no ci vogliono anni di alta magia operativa e reincarnazioni, chiaramente. Detto questo, cari amici, vostro Marietto vi saluta, vi ringrazia e vi chiede di iscrivervi al canale del Degano Marietto Veneziano e nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.